È l'11° furto subito dal Blackstone Bar di Zanè in 25 anni. Tangibile l'esasperazione della titolare che racconta l'ultima incursione da parte dei ladri qualche giorno fa. L'allarme collegato al cellulare che scatta, lei con il suo socio che si precipitano in piena notte fuori dal locale allertando i carabinieri. Ho un socio e lui mi chiama e dice guarda che c'è qualcuno dentro il bar e vieni giù. Metti qualcosa, realizzi che... E io comincio a tremare, dico la verità, come le altre volte. Il ladro che fa razzia di sigarette, accendini e monete dal fondo cassa e che nel mentre trova il tempo per mangiare anche un tramezzino. Il tutto ricostruito praticamente in diretta grazie ai filmati delle telecamere al vaglio delle forze dell'ordine e poi la fuga dalla finestrella sul retro che oggi è stata bloccata con una transenna. Forse è arrivato in bicicletta, dice la titolare, visto che in quel frangente ne hanno trovata una abbandonata lì fuori. C'è il furto, lui tira giù tutti gli accendini, le sigarette, il fondo cassa che non è tantissimo, però diciamo che non è stato un furto a livello molto alto, ne abbiamo avuti molto più forti a livello economico. E nel mentre ha mangiato anche un tramezzino. Si è aperto il frigo. Ha mangiato un tramezzino, poi forse gli piacevano, ne ha preso 4-5, una borsetta e è sfuggito. Però era ancora calmo quando ha mangiato il tramezzino, quando ha visto il movimento fuori sicuramente ha preso paura. Non è la prima volta, ma l'11ª, restano i danni e la paura a fronte di un magro bottino rispetto al passato in cui sono riusciti a rubare l'intero incasso e smontare le macchinette. Episodi che hanno portato i due titolari ad adottare misure preventive per contrastare queste intrusioni, come quella di murare una delle finestre o cambiare i serramenti. E adesso era qualche annetto che non succedeva. Voi avete anche provveduto tappezzando le finestre con delle grate? Abbiamo messo grate, abbiamo cambiato i serramenti che lì fanno fatica e questa qua era una novità perché non pensavamo che una persona riuscisse a passare da questo cunicolo, diciamo, ecco, invece ce l'ha fatta.